Diario di viaggio eterico. Qui Manlio Di Donato e faccio l'operatore olistico di mestiere. C'è un livello più profondo dentro di noi, però bisogna farne esperienza pratica, prenderlo fra le mani, misurarlo, sentirne la qualità, perché lì ti parla, lì si dischiude il mondo. Non è che senti le voci, ti parla, è una metafora, ok? Sapete cos'è la scintilla divina? Ok? Io lo preferisco dargli un'altra definizione. La fiamma degli dei, la fiamma numenica, il seme di eternità che ti porti dentro, la divinità che porti con te e che sta però a dormire. Puoi sentirla e puoi testarla. Quando in stato meditativo l'hai agganciata fra le mani, ti accorgerai di questo. Questa è un'esperienza che faccio fare di solito nel fase 4 di ricalibrazione. Ti accorgi di questo, che tu senti la tua. Poi vai a sentire quella degli altri compagni di corso e la senti. E ti accorgi che hanno delle qualità definite. Alcune sono più fresche, altre più ampie, altre più luminose, altre hanno delle forme particolari, altre sembrano dei vortici, altre sembrano dei mondi. Ognuno ha la sua qualità, ok? E sono definite, e sono diverse, le une dalle altre. Poi, perché ti dico, guarda, per spirito di conoscenza, vai a sentire quella dei personaggi famosi del nostro settore, vai a sentire quelle dei loro allievi, di chi ti è stato maestro. E poi dimmi cosa senti. Vai a sentire quella delle persone comuni, ok? E dimmi cosa senti. E nella stragrande maggioranza dei casi trovi solo due cose. Fiammellina, nascosta, piccolina. Perché? Perché non è mai stata toccata. Perché la persona non ci crede neanche, non vuole manco vederla, e quindi è lì nascosta e aspetta di poter fiorire. Ai dementi che diranno sta violando il libero arbitrio, non si può fare questo. Io rispondo in modo molto semplice. Tu hai gli occhi? Stai guardando? Quindi stai interagendo? Bene, io guardo con le mani. Anche questo è un guardare. Ti chiudi gli occhi e vai a sbattere sui muri perché non puoi guardare un'altra persona perché così la influenzeresti? È la stessa cosa. C'è però una differenza. C'è il guardare da guardoni e da pervertiti, da luridi maniaci, e c'è il guardare con rispetto e onestà. Ed è lo stesso nell'eterico. C'è un guardare per farsi i fatti degli altri e volergli fare del male e giudicarli. E c'è un guardare con rispetto perché voglio capire e voglio crescere. Io ti sto dicendo questo. Guarda per crescere, guarda per conoscere, perché quel conoscere ti farà andare oltre chi sei adesso. Basta, fine. E ti accorgerai che i fondatori di scuole, i fondatori di discipline, avevano una scintilla di un certo tipo, ok? Chiamala scintilla divina se preferisci, ok? Io la chiamo la fiamma degli dei, la fiamma numenica. È più preciso. E poi i loro allievi sentirai che il loro campo, il campo eterico di quella fiamma è identico ma debole. È come se fossero tante copie dell'originale. E io gli dico, ok, è così che funziona la religione? No, copio e ottengo un beneficio. Ma quando è che faccio lo scattino e tiro fuori il mio? Io mi sono accorto di questo lungo il percorso. A un certo punto la mia fiamma, per quanto fosse sviluppata, era una copia della persona da cui stavo imparando. E i compagni di corso erano come me. Anche quelli in Brasile, anche quelli in Giappone erano come me. Allora ho detto, io mi faccio da parte. Non è colpa di chi ha fondato il percorso, ha fatto benissimo, ma io sviluppo il mio. E per sviluppare il mio ho cominciato a tirare fuori nuove idee, nuove soluzioni, a osare e a dire la mia. E pian piano è cambiato e
a quel punto non era più un eco di chi mi ha preceduto, ma è diventato qualcosa di completamente differente. La mia potrei descriverla come un metronomo ordinato. Tic toc, su e giù, su e giù, su e giù, sali scendi, sali scendi. Un vortice che dal cielo porta alla terra e dalla terra riporta al cielo. Ma perché è quello che sono venuto a fare, no? Portare le cose del cielo sulla terra e reinformatizzare la materia con le cose del cielo. E era questo ciò che mi animava, capite? O magari cambiare ancora e questo è solo lo strato superficiale. Può essere, può essere. Però poi ti rendi conto di questo, allora lo fai sentire a chi ha scelto di esserti allievo. Lo fai sentire, lo incoraggi, tira fuori il tuo. Io fino a questo punto ti posso portare, ma tira fuori il tuo. E questa è la maestria su se stessi, che poi ti porta a riderci sopra. Non siamo nati per sguazzare nel fango, ma per rimirar le stelle e magari raggiungerle e oltrepassarle. Tutto qua.